Cronache Trevigiane è una produzione Z Group. Un programma in collaborazione con Un'Industria Treviso, Provincia di Treviso, Casatella Trevigiana DOP, Gruppo Apo VF, Gruppo Grigolin. Comincia una nuova puntata di Cronache Trevigiane. Siamo a Campocroce, Borso del Grappa, in questa stupenda malga dove da 11 anni si svolge questo concorso interprovinciale del Morlacco e del Bastardo del Grappa. Intanto salutiamo Terenzio Borga, presidente di Aprolav, l'associazione di produttori di latte del Veneto, che quest'anno compie tra l'altro 25 anni. 25 anni dedicati alla difesa di un comparto che continua a soffrire, Presidente. È vero, il comparto continua a soffrire. Aprolav nel corso di questi 25 anni ha fatto tanto e sta tentando in tutte le maniere di fare sempre qualcosa di positivo per i nostri produttori. In questo momento Aprolav è diventata, diciamo, quella che è la punta di diamante per quello che riguarda la promozione dei formaggi del Veneto, appunto. Questa è stata la pietra miliare delle nostre manifestazioni, è la 15ª mostra che facciamo qua nel Grappa. È da là che siamo partiti, da una bruttissima domenica dove praticamente non si poteva mettere il naso fuori perché pioveva, ma non ha scoraggiato uno testardo come Bruno Bernardi, che è partito insieme con i presidenti che mi hanno preceduto e sono riusciti in questi 15 anni a fare quello che abbiamo fatto per i formaggi. E vi portò davvero fortuna. Un altro fiore all'occhiello di Aprolav è l'organizzazione per Regione Veneto di questo Casius Veneti, che si terrà quest'anno il 2 ottobre in provincia di Rovigo, un appuntamento davvero da non perdere perché ci sono davvero tutte le specialità DOP tra l'altro del Veneto. Anche là siamo arrivati alla 7ª edizione e anche quest'anno ci è stata assegnata l'organizzazione, come hai già detto tu, ad Arquapolesine in provincia di Rovigo, perché è una mostra itinerante. Quella è la più importante di tutte le manifestazioni che organizziamo, quella è la manifestazione dove tutti i produttori del Veneto, e ne vengono ben 95 su 120 che sono i trasformatori, vengono a confrontarsi. Questo vuol dire, confronto vuol dire crescita, confronto vuol dire che ognuno va a metterci la faccia sul prodotto che ha, va a dire il mio è migliore del tuo, quindi questo porta comunque a una crescita di quello che è il nostro comparto. Noi siamo bravi a produrre, ma ritengo che i nostri trasformatori sono i migliori che abbiamo al mondo. Lo dimostra il fatto che i nostri formaggi non solo sono conosciuti nel Veneto, ma vincono in concorsi nazionali e internazionali. Vuol dire che il lavoro che stiamo facendo sta portando e sta avendo i suoi risultati. Quindi Terenzio, il 2 ottobre, ve lo ricordiamo, ad Arquapolesine con tutti i gioielli di questo giacimento caseario del Veneto, davvero da non perdere. Chi invece volesse fare sport o guardare lo sport, ma anche trovare lì i prodotti del Caseari Trevigiani, il 2 ottobre invece va alla Maratona della Castellana, così l'abbiamo detto anche questo. Perfetto, allora, grazie davvero Terenzio Borga, noi ci fermiamo qui, un servizio di Cronache Trevigiane e poi ancora da Campocroce, Borso del Grappa, tra poco. Un concerto di Buddy Percussion in Piazza dei Signori il 16 settembre, una serata di pura energia musicale firmata Ascotrade. Società d'eccellenza nel settore dell'energia, Ascotrade non poteva trovare palcoscenico migliore a conclusione dell'estate trevigiana 2011 per far conoscere ai cittadini la nuova campagna di comunicazione. Campagna che viene così presentata dal direttore di Ascotrade, Claudio Fabbi. Chi è abituato ad avere un servizio molto alto da decenni non apprezza forse fino in fondo tutto il lavoro che si è fatto in questi periodi qua, e quindi dobbiamo fare in maniera di comunicare quello che veramente è già il nostro livello elevatissimo della gestione e divulgarlo in maniera sempre in maniera abbastanza concentrica, perché per la crescita, che far conoscere sempre di più il nostro marchio. L'azienda trevigiana si appresta ad affrontare una nuova sfida, raddoppiando l'offerta e proponendosi nel mercato sia come distributore di gas che di energia elettrica. Un mercato altamente competitivo in cui Ascotrade si affaccia con la consapevolezza dei propri mezzi, come ci spiega il presidente Stefano Busolin. È evidente che i nostri competitor nazionali hanno mezzi economici molto più importanti dei nostri, noi quindi ci attrezzeremo con la caratteristica che ci distingue da sempre rispetto ai nostri competitor, quindi con il vestito e con l'atteggiamento del vicino di casa. Siamo amici dei trevigiani da sempre, chiederemo
attraverso i nostri venditori, andremo a trovare casa per casa anche i nostri clienti e chiederemo di passare con noi per portare a casa anche l'energia elettrica. L'appuntamento dunque è per venerdì 16 settembre alle 20:30 in Piazza dei Signori a Treviso. Ad attendervi uno spettacolo esaltante orchestrato dal professor Javier Naranjo, che qui ci concede una breve anteprima. Prima di darvi allora i nomi delle maglie vincitrici di questi concorsi dedicati al formaggio bastardo del Grappa, al morlacco del Grappa, andiamo un po' dal presidente della giuria Mario Innocenti a chiedergli un po' in generale com'è andata come edizione quest'anno. L'edizione continua fortunatamente ad andare bene, sia come numeri, abbiamo avuto oltre 60 formaggi, e come qualità, perché abbiamo assistito negli ultimi anni a una reale, vera crescita nella qualità che comincia a rispecchiare dei canoni che possono essere tranquillamente considerati a livello superiore. Mario, tra poco ai nostri microfoni ci sarà anche un malgaro premiato, ha 80 anni, è un po' la storia di queste malghe e ci raccontava che quest'anno con le avversità atmosferiche che magari danneggiano il turista, invece premiano il formaggio di malga, perché tanta erba significa un buon latte. Certamente l'alimentazione è basilare, teniamo presente che si alimentano i capi al pascolo esclusivamente con erba, di conseguenza la buona dotazione di erba, la qualità dell'erba stessa porta ad avere un miglior latte e quindi dei migliori formaggi. Mario, allora proprio in conclusione noi invece consigliamo a tutti di frequentare le malghe trevigiane. Allora ti ringrazio ovviamente per queste descrizioni e tra poco una testimonianza di questo malgaro di 80 anni ma anche i nomi delle malghe vincitrici. A tra poco. L'Associazione Nazionale Marinai d'Italia del gruppo di Treviso si è messa al lavoro per tirare a lustro il monumento ai caduti posto in Largo De Gasperi in centro città. Si tratta di una delle tante attività di volontariato che i marinai portano avanti. Ogni anno l'associazione si prende cura della grande ancora che ricorda il sacrificio dei tanti militari che hanno perso la vita nelle file della Marina italiana. Antonio Fiorentini, socio dell'associazione, ci racconta la storia di questo monumento. Noi dovevamo ricordare il gruppo e abbiamo ottenuto dal Comune ancora nel 70 la concessione per l'installazione di questo monumento. Abbiamo recuperato un'ancora e un cantiere di Pellestrina, 4 bitte che sono poste ai piedi del monumento, del basamento in cemento, circondato con una catena che serve per salvaguardare il monumento stesso. E questo fa sì che la cittadinanza, passando e vede questo imponente ricordo della Marina, un pensiero probabilmente viene rivolto anche ai marinai. La Marina Militare è un patrimonio importante per il nostro paese che porta in alto il nome dell'Italia nelle aree di crisi più calde del pianeta. Il segretario del gruppo, Giorgio Tommasi, ci racconta cosa rappresenta per lui la Marina Militare. La Marina per me è vita. Fino alla morte, anzi anche dopo la morte. Mi ha insegnato di tutto, guardi, mi ha insegnato il rispetto per l'altrui persona, soprattutto l'ordine, soprattutto diciamo il rispetto, come ripeto, a tutto. E ora la preghiera del marinaio col caratteristico fischio. Marinai, riposo! Rientriamo in questo studio ideale a Campocroce dedicato a questa rassegna del morlacco del bastardo del Grappa e siamo con Bruno Bernardi, direttore di Aprolav, che ci presenta anche questo signore. Bruno. Questo signore è Quinto Adreatta, è un malghese storico del nostro massiccio del Grappa, 80 anni compiuti, 64 anni di presenza in malga.
e per questo l'associazione ha voluto fare come riconoscimento una targa con la seguente dedica al malghese Quinto Andreatta, che con 64 anni di presenza in Malga è ancora garante e testimone dei valori e delle tradizioni dell'alpeggio. Per noi è un punto di riferimento importante e questa Malga, il suo malghese, ha anche un figlio adesso che segue l'attività e questa è una cosa positiva specialmente nel settore agricolo. Allora Bruno, prima di dire chi ha vinto questo concorso in questa edizione, io parlo con proprio il signor Quinto. Allora, 80 anni compiuti, e il primo formaggio quando lo fece? A 16 anni. A 16 anli. E il modo di fare i formaggi 70 anni fa era uguale o è diverso? Sì, la stessa maniera. Qual è il segreto? Il segreto è la capacità di sentirlo con cuore, quanto che vuoi il cotto con le mani e dopo si guarda quanto che va sul termometro. E la materia prima immagino anche, o no? Il latte di Malga è tutta un'altra cosa. È buona, stanno poco questo tempo. Fresche è ancora meglio perché le vacche ha sempre l'erba verde e mangia bene e tanta e rende ancora meglio. E rendono ancora meglio. Allora io la ringrazio davvero per questa testimonianza, complimenti per questo riconoscimento. Proprio in conclusione, allora, primo premio del Morlacco del Grappa è andato a chi, Bruno, quest'anno? Malga Gasparini, il malghese Andreatta Ivan, il bastardo del Grappa è stato vinto dalla Malga Pat, Malga ubicata nel comune di Borso del Grappa, quindi in questo comune, in questo territorio. Ecco, prima edizione della mostra dei formaggi di Malga del Triveneto. Anche qui c'è un premio, va nel bellunese. Questa iniziativa per quanto riguarda i formaggi di Malga del Triveneto è stata realizzata col contributo del Ministero, al quale va il nostro grazie, assieme alla Regione Veneto, Camera di Commercio di Treviso e Provincia di Treviso, che ci danno sempre una mano per questa rassegna. È stato importante per noi avere avuto ospiti malghesi del Trentino e malghesi del Friuli Venezia Giulia. Questo sta a significare che il concorso è sentito, che la gente ci tiene a mettere in mostra le proprie specialità e le proprie eccellenze, e questo noi siamo contenti e siamo orgogliosi. Allora io la ringrazio davvero della partecipazione, ci ha accompagnato in questa puntata, mezza puntata dedicata a Malga Campocroce, ad Aprola, a questa rassegna dei formaggi di Malga. Noi ci fermiamo qui. Marca, con un piccolo gesto sei un grande. La validazione è obbligatoria ad ogni corsa. La marca card è una ricaricabile. Con un piccolo gesto, il tuo viaggio con il pullman a Marca è più sicuro. Oggi è in vigore il nuovo sistema elettronico di bigliettazione. Basta avvicinare la card alla nuova validatrice e il microchip farà il resto. Con abbonamento o biglietto la validazione è sempre obbligatoria. Con la card elettronica alla Marca, in futuro si potrà viaggiare in tutto il Veneto anche con altri mezzi e acquistare servizi. Movi Marca, con un piccolo gesto sei un grande. Seconda parte di Cronache Trevigiana dedicata ad un percorso turistico straordinario lungo il Sile. Siamo a Santa Cristina di Quinto di Treviso, appunto, e vi stiamo per raccontare il posizionamento di un nuovo ponte ad unire due tratti della vecchia Treviso-Stiglia. Ieri, ovvero fino al dopoguerra, una tratta ferroviaria militare, oggi un percorso da fare immersi nella natura in bici o a piedi. Intanto andiamoci a gustare questo servizio della nostra rubrica Vinovità. A tra poco. Il vino di oggi è Sasser Rosso 2005. Siamo nella DOC Montello e Colli Asolani e l'azienda è la Cantina Sociale Montelliana e dei Colli Asolani.
Siamo a Montebelluna, in provincia di Treviso, un'espressività importante del nostro territorio. Il colore. Il cuore è certamente rubino, concentrato. Belli anche questi riflessi granati, gli archetti fitti e persistenti, informazioni positive visive. Proviamolo al naso. Al naso certamente profumi legati al mondo della frutta rossa. Amarene, ribes. Bella anche questa tostatura finale molto delicata ed elegante assieme a un leggero profumo di vaniglia. Informazioni positive all'impatto olfattivo. Proviamolo in bocca. La bocca è certamente importante ma bilanciata. Belle queste evoluzioni legate al mondo dei frutti con questa tostatura e vaniglia finale. Certamente un vino ambizioso, elegante, che potremo abbinarlo ad un importante magari secondo piatto, un arrosto di vitello con un buon olio di cottura. Evviva e buon appetito! Oggi vi voglio presentare un vino dolce, prodotto da uve Raboso Passito. Siamo nell'area Piave ed è evidente che questa tecnica di appassimento ha una sua grande storia, legata anche all'amore alla terra. Il produttore è Giorgio Cecchetto. Il colore è impenetrabile, è un colore rosso rubino molto intenso, molto importante per quello che si è ricavato. Il valore degli archetti lo denota con questa presenza dell'alcol, con queste discese molto lente che chiaramente poi determinano la presenza degli zuccheri. Il naso è ricco, il naso è intenso, il naso è complesso di questi aromi secondari e terziari. Il naso ci prospetta tutta questa confettura di piccola frutta, ma nello stesso tempo anche questa frutta matura che ci porta alle ciliegie, nello stesso tempo penso anche al mirtillo, ma nello stesso tempo penso anche al tamarindo. Viaggia in questi valori terziari della vaniglia, viaggia in questi valori terziari che ci portano alle spezie piccanti. Il gusto è avvolgente, dolce, vibrante, motivo per cui questa morbidezza sia dettata sì dagli zuccheri ma nello stesso tempo anche da questa bella vibrazione dei tannini. Io l'abbinerei con dei tortini di piccola frutta rossa o nello stesso tempo anche con dei dolci al cioccolato. Servizio 14-16 gradi. La marca Autoservizi continua a crescere in qualità e affidabilità. A dirlo sono i suoi clienti. Un'indagine sulla qualità percepita dagli utenti della stessa azienda trevigiana di autotrasporto ha dato delle risposte significative e positive. Sono circa 10 anni che la marca usa questo sistema e di servizio da allora è sensibilmente migliorato. Siamo molto orgogliosi di queste risposte perché ci fanno capire il grado di soddisfazione dei nostri clienti, che io preferisco chiamare utenti, perché è un servizio pubblico quello che noi diamo e quindi non un servizio commerciale. L'indagine sulla percezione dei servizi La Marca è stata condotta su un campione di circa 450 utenti, di cui il 97,4% ha risposto che considerano i bus della società in questione altamente sicuri. Molto alto anche il livello di sicurezza personale a bordo. Il giudizio positivo arriva dal 96,9% degli intervistati. Infatti, quasi il 90% si dice soddisfatto delle azioni di vigilanza e di controllo svolte dal personale di bordo. È un percorso che noi abbiamo cominciato qualche anno fa in collaborazione con la Polizia Stradale, con i Carabinieri e con i nostri vigilanti per poter dare un servizio molto qualificato e molto sicuro ai nostri utenti. 9 passeggeri su 10 si dichiarano soddisfatti del livello di comfort, mentre per circa l'80% degli intervistati la pulizia a bordo dei mezzi di La Marca è soddisfacente. Quasi totale è anche la soddisfazione per i servizi aggiuntivi che La Marca dà ai propri clienti. Il periodo sperimentale è finito, da settembre cominciamo a rendere operativo questo sistema.
Abbiamo visto in questo periodo dei cambiamenti molto interessanti e soprattutto abbiamo quasi cancellato l'evasione che c'era sui nostri mezzi. Un appello che voglio rivolgere a tutti i giovani è quello di registrarsi, perché molte volte abbiamo constatato che per pigrizia il giovane con l'abbonamento in tasca non si registra, e questo è un grave fatto, perché il controllore potrebbe verificare questo atteggiamento dei giovani, applicare una multa che poi non sarebbe più eliminabile. Movimarca, il sistema di bigliettazione elettronico che darà mobilità all'utente in tutta la regione con un biglietto unico, ha incoronato la marca come un'azienda altamente innovativa a vantaggio della propria clientela. Ora bisogna fare attenzione, perché chi non registrerà la propria salita a bordo dei bus incapperà nelle sanzioni previste. Facciamo quindi questo gesto per viaggiare in sicurezza. E come promesso, eccoci qua immersi nel verde a Santa Cristina di Quinto di Treviso, nelle adiacenze dell'oasi di Cervara, e siamo con il primo cittadino, Mauro D'Alzilio, primo cittadino di Quinto di Treviso, a testimoniarvi l'inaugurazione da qualche giorno di un manufatto che attendeva 30-40 anni, ovvero? Sicuramente sabato una grandissima soddisfazione e un grande evento qui a Quinto, l'inaugurazione del ponte Cervara, un ponte che mancava dagli anni 60 fisicamente in quanto è stato smantellato in quegli anni, ma non più utilizzato dal dopoguerra, quando la Treviso-Stiglia ferrovia militare è stata dismessa. Ecco, infatti spieghiamo bene il sindaco, intanto mettiamo i piedi proprio su questo nuovo ponte portato dai militari, giusto? È andata così, siamo proprio sopra dove passava il treno della Treviso-Stiglia, oggi un percorso ciclopedonale. Mancava però questo ponte dagli anni 60 e finalmente da Morgano fino al centro di Quinto si può andare a piedi o in bicicletta. Sicuramente il collegamento ormai è fatto, andiamo dai confini della provincia di Padova, quindi da Badoero e di Morgano, e arriviamo al centro di Quinto, su una pista totalmente protetta, dove tutti i pedoni e i ciclisti potranno percorrere e passare ottimi momenti. Allora, Sindaco, noi la ringraziamo, tra poco con un suo assessore continueremo a parlare di questo manufatto e vi daremo anche una piccola giornata tipo da passare gustandovi il territorio di questa area, a tra poco dopo questo servizio che parla di vino, di gusti e anche con un personaggio davvero conosciuto, tra poco. Ultimo atto a Villa Emo di Fanzolo di Vedelago per la 12ª edizione di Sorsi d'autore. Manifestazione organizzata in collaborazione con la Regione Veneto che unisce cultura ed enogastronomia nella magica cornice delle Ville Venete. Ospite d'eccezione Enrica Bonaccorti, che ha presentato il suo nuovo romanzo L'uomo immobile. Un libro che parla di un uomo in stato semi-vegetativo post-coma e della sua storia d'amore, affrontando temi di grande attualità come il confine tra la vita e la morte. Un argomento che ha sempre provocato discussioni nell'opinione pubblica. Enrica Bonaccorti ci racconta a proposito un aneddoto e esprime anche un suo apprezzamento per la nostra regione. Mi hanno detto una frase sul mio libro, mi hanno detto: lo sa che lei con questo libro ha scontentato la destra, la sinistra e la Chiesa, complimenti! E io ho detto grazie, sono proprio dei complimenti, perché vuol dire che l'ho fatto per chi lo leggerà questo libro. Questa regione è meravigliosa. È meravigliosa, non c'è bisogno che ve lo dica io. Questa Villa Emo è una cosa bellissima, come tutta questa zona. E poi questa manifestazione si intitola Sorsi d'autore, e dato che mi hanno detto che i miei libri si bevono più che leggerli, è perfetto. Una serata dove l'incontro tra cultura ed enogastronomia è ideale anche grazie allo splendido scenario di Villa Emo. Una battuta di Gian Pizzanata, vicepresidente dell'Istituto regionale Ville Venete. Anche con questo evento si dimostra che le Ville Venete, con la loro promozione sul territorio, danno sicuramente un aiuto e un contributo a livello turistico. Veronica Boldrin ci spiega perché Fondazione Anton Veneta sostiene la manifestazione Sorsi d'autore. Perché abbiamo sostenuto questo evento? Per un motivo principale, perché comunque è un evento che è un bel progetto, un progetto che ha una bella storia, che funziona bene già da qualche anno, organizzato da un'associazione seria qual è Fondazione AIDA, e che coinvolge, questa è anche una delle nostre caratteristiche, anzi fa rete con parecchi operatori del settore, a partire poi anche dagli enti pubblici della regione. Sorsi d'autore, una manifestazione fortemente voluta dalla Regione Veneto che da sempre promuove il turismo attraverso la cultura e l'enogastronomia. Ai nostri microfoni Paolo Donadini. Attorno a un bicchiere di vino, attorno a una tavola si fanno
sempre molto piacevoli discorsi, abbinare a questi discorsi qualcosa anche di culturale, avere incontri con giornalisti e poterlo fare attorno a una tavola imbandita, attorno alla presentazione di un vino che rappresenta il territorio, ci sembra una cosa ideale per una comunicazione più facile e più aperta a tutti. E finiamo di percorrere allora questo ponte Bailey, il ponte Cervara, appena inaugurato sul fiume Sile. Siamo con l'assessore Ennio Brunello, assessore del comune di Quinto di Treviso. Assessore, con il sindaco abbiamo raccontato un po' la storia di questo ponte che oggi è fondamentale per il Girasile, per questo percorso ciclopedonale sulla Treviso-Ostiglia. Intanto arriviamo qui proprio in riva al Sile, ma qui siamo proprio all'interno del parco del Sile, giusto? Sì, proprio all'interno, siamo confinati con l'Osi Cervara, per niente si chiama appunto Ponte Cervara, e quindi uno dei punti più belli del parco del Sile. Ecco, le caratteristiche di questo ponte? È un ponte belli militare, quindi un ponte che usava al tempo i militari, in disuso tuttora, e i militari ce l'hanno anche montato, e per questo voglio ringraziare chi ha montato e ci ha dato la possibilità di montare il ponte, quindi l'onorevole Giampaolo Dozzo, il Ministero di Difesa che ci ha dato l'ok per il montaggio, il terzo reggimento guardatori di Udine, l'amministrazione di Quinto, il Parco del Sile e anche il Centro Marca Banca che ha contribuito alla posa di questo ponte. Ecco, proprio in conclusione, a chi ci segue diamo un po' una giornata tipo. Venite all'Oasi di Cervara, che c'è una passeggiata stupenda, potete vedervi un orto botanico, le evoluzioni del Sile, gli uccelli e gli aironi, e poi c'è una passeggiata lungo questa Treviso-Ostiglia, e poi c'è la chiesa di Santa Cristina con la pala del Lotto, che tra poco verrà riportata con le celebrazioni del Lotto, quindi una giornata tipo di un turismo intelligente. Certo, potrebbe cominciare dal centro di Quinto, da là si potrebbe riprendere la pista ciclabile, partire con la pista ciclabile, si può arrivare qua all'Oasi tranquillamente e fare una giornata, passare all'Oasi. Sono i mulini. Del percorso troviamo i mulini, che sono una caratteristica tipica del comune di Quinto. Per chi vuole può fermarsi a Santa Cristina per vedere la pala del Lotto, che è appena tornata da Roma, e fra poco cominceranno le celebrazioni appunto per questo ritorno e per il restauro, quindi ce n'è da fare, se volendo si può passare delle bellissime giornate. Senza dimenticare poi l'enogastronomia, che anche da queste parti è molto ricca e varia. Allora, grazie Assessore, noi ci fermiamo qui e rinnoviamo l'appuntamento con Cronache Trevigiana la prossima settimana, stesso canale, stesso orario. Un programma in collaborazione con Un'Industria Treviso, Provincia di Treviso, Casatella Trevigiana DOP, Gruppo APOVF, Gruppo Grigolin. Cronache Trevigiane è una produzione Z Group.